15ª edizione di Vinexpo, fiera mondiale del settore vitivinicolo. Ci troviamo in Francia, per la precisione a Bordeaux, città famosa per i suoi vini rinomati in tutto il mondo. Noi siamo qui presenti insieme ad altri 1800 colleghi accreditati, ma soprattutto un dato per farvi capire la rilevanza di questo evento. 40.000 presenze di addetti ai lavori, professionisti quindi del settore. Non poteva mancare per l'occasione una regione importante come il Friuli Venezia Giulia con i suoi grandi vini bianchi. Vicepresidente Ciriani, dopo la scelta di Londra, dove si è avuto un grande successo, adesso è arrivata la scelta proprio di Bordeaux, al Wine Expo di Bordeaux, fiera importantissima. Abbiamo anche una nuova veste, però sempre all'insegna del non sprecare. Non potevamo mancare qui a Bordeaux perché è la fiera del vino più importante al mondo probabilmente, poi una fiera rivolta esclusivamente ai professionisti del settore e ai giornalisti, quindi è una vetrina per i grandi vini bianchi friulani imperdibile. Abbiamo una nuova veste, un nuovo stand, nuovi colori, una nuova grafica, siamo particolarmente soddisfatti, ci pare uno stand più signorile, più elegante, anche più vicino alle esigenze del professionista che si avvicina per conoscere e approfondire le tematiche relative ai vini friulani. Abbiamo anche dei nuovi prodotti per presentare i nostri vini, un nuovo slogan che è terra di grandi vini bianchi, che il Friuli naturalmente non è solo vino bianco, però dovevamo individuare una eccellenza particolare, che è il fatto che i nostri vini bianchi sono riconosciuti e dovranno essere sempre più in futuro come vini bianchi a livello mondiale. Su questo naturalmente dobbiamo insistere. Ho notato che nella grafica si è fatta una scelta anche diversa nel segnalare la regione Friuli Venezia Giulia, in cui si disegna tutta l'Italia ma si evidenzia questa regione del nord-est in maniera da far capire che fondamentalmente è al centro dell'Europa. Se si viene a una fiera internazionale come questa di Bordeaux, in cui sono presenti produttori e regioni di ogni parte del mondo, dalla Nuova Zelanda alla Spagna, agli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, dobbiamo renderci conto che il professionista, il produttore deve immediatamente capire di chi si parla e dove è collocato geograficamente. Per noi essere italiani nel settore del vino è naturalmente un grande vantaggio, perché l'Italia è uno dei paesi più importanti al mondo, però dobbiamo far riconoscere all'interno dell'Italia dove è il Friuli Venezia Giulia, quindi abbiamo realizzato questa immagine dell'Italia e con evidenziato la nostra regione. È un modo per entrare direttamente in contatto con chi viene a questa fiera, come chi verrà alle altre fiere specializzate che frequenteremo e che organizzeremo nei mesi prossimi. Ci pareva importante abbinare all'immagine del Friuli Venezia Giulia l'immagine del nostro paese Italia, perché siamo innanzitutto italiani, ma chiaramente vendiamo prodotti e promuoviamo prodotti nella nostra regione, però le due cose non sono in contraddizione. Dobbiamo far ricordare a tutti che siamo produttori di vini in Italia e che siamo il Friuli Venezia Giulia, in quella parte del nostro territorio, il nord-est, dove si produce un vino eccezionale, in particolare il vino bianco, ma anche gli altri non sono sicuramente da meno. Direttore Di Giovanni, ci troviamo a Bordeaux proprio in virtù di una nuova strategia che il Friuli Venezia Giulia vuol portare avanti, quella di uscire, non restare solo in regione, a promuovere per portare i turisti anche in Friuli. Promuovere la regione fuori dalla regione è la missione dell'ente del turismo regionale. Il nostro punto di riferimento sono gli ospiti che possono venire nella nostra regione, che provengono dalle altre regioni italiane o comunque dall'estero, per cui le nostre presenze internazionali a maggior ragione, soprattutto su mercati come questo, sono fondamentali. Nonostante ciò devo anche dire che da un punto di vista complessivo questo tipo di strategia sta dando i suoi frutti. Infatti quest'anno, a differenza di tante regioni che sono vicino a noi, di tante località internazionali, il Friuli Venezia Giulia sta continuando a tenere le posizioni, per cui stiamo vedendo i primi mesi di quest'anno con un relativo ottimismo. Probabilmente anche la centralità, il fatto che il Friuli si trovi in effetti al centro dell'Europa, può influire sull'offerta turistica globale? Penso di sì, penso che si debba tendere a ragionare sempre di più con un concetto di territorio allargato. Intendo dire, non credo che soprattutto su mercati internazionali la nostra regione possa
solo ed esclusivamente muoversi da sola, ma credo che fare sistema con alcune regioni italiane piuttosto che con degli stati esteri limitrofi possa essere buono. Intendo dire il Veneto, la Carinzia, la Slovenia, cioè noi su alcuni mercati, soprattutto quelli più lontani, se riusciamo a fare sistema anche con territori vicini, in una logica non di competizione ma di opportunità in termini di comunicazione, credo che possa essere vincente. Ecco, il Presidente Tondo, che è sempre molto attento alle problematiche della sua regione, ci ha fatto intuire che probabilmente ci può essere una nuova strategia, appunto quella di promuovere il Friuli a livello internazionale con la parsimonia e con l'attenzione per il risparmio, nel contempo però per la qualità. Questo va sempre fatto. Io ritengo che un buon amministratore di denaro pubblico debba tendere a razionalizzare al massimo gli investimenti e a ottenere i benefici maggiori che si possono ottenere con le risorse che si hanno a disposizione, anzi anche con meno. Noi questo percorso abbiamo iniziato a percorrerlo fin dall'inizio, dopo l'estate dell'anno scorso. Le prime cose evidenti sono state per esempio la nostra presenza alla BIT, dove abbiamo ridotto naturalmente gli spazi a disposizione e i costi complessivi dell'operazione, senza per questo rinunciare a una presenza di elevata qualità che ci è stata riconosciuta sia dai nostri operatori sia anche da tutti coloro al di fuori della regione che erano presenti alla BIT. Ecco, questo è un processo che noi stiamo cercando di mandare avanti un po' su tutto quanto. Credo che a maggior ragione sia particolarmente significativo oggi, dove ci troviamo in una situazione di grandi crisi economiche, soprattutto nel settore industriale, per cui l'utilizzo delle risorse pubbliche in maniera oculata credo che sia un dovere. Essere presenti sui mercati internazionali, soprattutto in maniera tale da far conoscere le nostre eccellenze a un numero sempre maggiore di giornalisti e di operatori del settore, è fondamentale. Questo assolutamente non è spreco di risorse pubbliche, ma è il presidio di mercati di interesse. Michelangelo Boen, responsabile per la promozione dell'enogastronomia friulana, presente qui a Bordeaux al Vinexpo. Bordeaux è il punto di partenza della mia mission all'interno di Turismo FVG. Abbiamo voluto dare una colorazione nuova a quella che è la nostra presenza. Questo vuol dire anche una nuova strategia per promuovere sia i vini bianchi d'eccellenza della nostra regione, ma anche i prodotti DOP, prosciutto crudo di San Daniele e il formaggio montaggio. In effetti qui ci si confronta, si capisce che c'è una grande voglia di fare marketing, però poi bisogna vedere se sostanzialmente la qualità c'è. Questo fa parte della promozione per affermare il fatto che i vini bianchi del Friuli Venezia Giulia sono i migliori al mondo. Questo noi cercheremo di spingerlo al massimo, soprattutto cercando di portare assieme all'istituzione Turismo FVG Promozione Enogastronomica anche i produttori, i singoli produttori che devono affiancarsi alle istituzioni per promuovere i propri vini. È nato il friulano, potrebbe essere l'opportunità, lo abbiamo ripetuto anche in altri servizi, per promuovere proprio la strategia unica di una regione importante come il Friuli sotto un nome anche che identifica i vini e il territorio. Friulano è un'occasione, è il vino bandiera, è quello che si lega di più al territorio della nostra regione, e quindi cercheremo di fare una strategia di promozione perché anche il friulano si affermi nei mercati internazionali e non solo quelli locali. Qui invece siamo seduti con Claudio Tognoni, lui è responsabile per la promozione turistica del Friuli Venezia Giulia. E diciamo che ormai va di pari passo insieme ai grandi prodotti enogastronomici quello di promuovere anche una recettività turistica, no? Senza dubbio, il prodotto enogastronomico è uno dei prodotti turistici su cui puntiamo la nostra attenzione perché è un cluster importante per la regione Venezia Giulia e siamo qua anche a promuovere naturalmente il territorio Venezia Giulia e gli altri prodotti della nostra regione che sono sempre in relazione al prodotto enogastronomico. Per chi volesse venire a spendere delle vacanze in Friuli ha la possibilità di trovare una serie di pacchetti o comunque scelte diversificate, da quelle che possono essere musicali a quelle turistiche a quelle che possono essere anche di benessere e di salute. Sì, è cambiata la proposta, è cambiata anche la nostra immagine, uno stand un po' diverso da quelli proposti in passato, molto più luminoso e molto più in sintonia con il prodotto enogastronomico regionale.